Si sono disputati tre recuperi del campionato di eccellenza Girone A e relativi alla prima giornata non giocata. Allo stadio Lo Monaco di Partanna Mondello, il locale Parmonval ha superato il Casteltermine con il più classico dei risultati, 2-0. Le reti sono state segnate da Cardinale su calcio di rigore e nel secondo tempo da Corrao. Vittoria di misura per il Pro Favara con il CUS Palermo. Rete della vittoria nel secondo tempo ad opera di Romero. Vince anche il Misilmeri che supera con un calcio di rigore di Albeggiano il Monreale. Gli ospiti, ricordiamo, hanno giocato in inferiorità numerica per quasi 70 minuti per l'espulsione di Zammiti. In Casacragas si sono aumentati i ritmi della preparazione per farsi trovare pronti all'appuntamento di sabato prossimo contro il Marsala. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, questa gara verrà anticipata perché in città proprio domenica è interessata dal passaggio del Giro d'Italia ed anche perché, aggiungiamo noi, sono in programma le consultazioni comunali per eleggere la nuova amministrazione. La gara è in programma alle 15:30. Intanto continua ad arricchirsi di nuovi elementi la rosa degli Hunter. Si è aggregato il portiere classe 2004 Samuele Scannella, originario di Agrigento, che si è messo a disposizione del preparatore dei portieri Giovanni Costantino. Infine, venerdì si svolgerà la consueta conferenza stampa di presentazione della gara. In sala stampa il tecnico Francesco Di Gaetano e il centrocampista Andrea D'Amico. E concludiamo con una notizia del campionato di promozione Girone A. Come avevamo ipotizzato nei giorni scorsi, il giudice sportivo ha assegnato 3 punti a tavolino al Camarat perché la squadra avversaria, in questo caso il Partinica Audace, aveva schierato un proprio calciatore in regime di squalifica. Grazie a questi 3 punti il Camarat, dopo 2 partite, si ritrova in vetta alla classifica a punteggio pieno.